Ciclismo in lutto, morta Mammani, scomparsa a 50 anni, l'avvocata era stata impegnata come direttore di gare internazionale in competizioni importanti. Il ricordo di Ivan Piol, presidente del pedale Feltrino, è stata tenace anche quando ha affrontato la malattia. Siamo sul Gazzettino, sulle pagine di Feltre e purtroppo apriamo la rassegna con questa brutta notizia, con questa triste notizia, la rassegna di oggi, giovedì 27 marzo. Il mondo del ciclismo bellunese piange la scomparsa di Chiara Mammani, avvocatessa di Feltre. Aveva 50 anni compiuti da pochi giorni, era molto conosciuta perché aveva uno studio in Largo Castaldi a Feltre che si occupava dell'amministrazione di molti condomini della Val Belluna. Nel tempo libero era grande appassionata di ciclismo che praticava a livello amatoriale. Se n'è andata con la riservatezza che la contraddistingueva, in punta di piedi e senza far trapelare nulla sulla malattia che invece la stava consumando. Faceva parte del pedale Feltrino che organizza la Gran Fondo e la 24 Ore di Feltre, una società che a soli 7 mesi dalla perdita dell'amico Claudio Baratto e a 5 da quella di Giorgio Cadò si trova a dover piangere una nuova dolorosa perdita. Chiara era membro del gruppo di lavoro che gestisce la parte sportiva del pedale Feltrino, scusate, che conta 250 soci. Dopo essere diventata direttore di corsa regionale nel 2023, aveva superato l'esame di direttore di internazionale, dando alla provincia di Belluno un'altra figura di questo tipo dopo Andrea Partelli, suo mentore. Negli ultimi 2 anni si era appassionata alla direzione delle corse, tanto da superare anche l'esame da regolatore, la figura tecnica che si sposta in moto in mezzo alla corsa per gestire la sicurezza. Nel pedale Feltrino gestiva parte della segreteria, sempre disponibile con tutti. Si è rivelata una guerriera per la tenacia che ha dimostrato di fronte alla malattia di cui pochissimi erano a conoscenza, commenta Ivan Piol. Teneva moltissimo alla direzione della Strade Bianche e della nostra Gran Fondo Sportful. Ci mancherà tantissimo, se n'è andata senza dire niente in punta di piedi e con grande riservatezza, lasciando in noi un grande vuoto. Scusate, e togliendoci le parole. L'articolo di Anna Valerio. E poi ci sono anche, c'è saluto con affetto e stima dei colleghi dello studio con i quali Chiara ha condiviso tante giornate di lavoro e ha stretto un forte legame non solo professionale e che la ricorderanno sempre per la sua tenacia e positività. Chiara lascia papà Giuliano, mamma Daniela Zucco, la sorella Laura con il marito Federico e l'adorato nipote Davide. I funerali avranno luogo sabato alle 9:30 nella cattedrale di Feltre e c'è una bella fotografia che mostra Chiara Mammani in Piazza Maggiore a Feltre all'arrivo del Giro del Veneto Juniores di cui è stata direttore e le condoglianze alla famiglia arrivino da parte anche della redazione dell'Amico del Popolo. Cambiamo argomento e si parla invece, sempre qui sul Gazzettino, di sanità e Olimpiadi. Saranno un migliaio e verranno da tutto il Veneto i professionisti della sanità che convergeranno su Cortina per garantire l'assistenza sanitaria durante i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Si legge nel titolone, infatti, medici e infermieri si candidano in 1000. Sono le disponibilità per lavorare durante i Giochi arrivate da tutto il Veneto, le risorse umane del piano illustrate ieri sera dall'assessore regionale Lanzarin. E c'è una foto appunto che mostra l'assessore con il commissario dell'Ursuno Dolomiti Dalben e altri operatori della sanità. Questo è quanto previsto dal piano coordinato dalla Regione presentato ieri a Cortina. Sarà un'organizzazione puntuale ed efficiente. Il Veneto è pronto, ha assicurato Lanzarin, assessore regionale alla sanità e al sociale. I giochi saranno considerati un unico evento, Olimpiadi e Paralimpiadi assieme. Sono l'evento più complicato e complesso al mondo da organizzare con il Comitato Olimpico Internazionale che è molto presente nella verifica di ciò che viene fatto. Tutto il piano che stiamo elaborando è pensato per lasciare un'eredità e un investimento per il dopo, ha riassunto Giuseppe Massazza a capo dell'organizzazione sanitaria di Fondazione Milano Cortina. E c'è questo articolo di Marco Di Bona per chi volesse approfondire la tematica. E poi Olivia Bonetti invece sempre sul Gazzettino scrive della truffa dell'oro, 12 bellunesi caduti nella rete, aumentano i casi di risparmiatori che hanno investito in lingotti tramite la Global Group Consulting, ora sotto indagine. C'è chi ha dato agli agenti tutti i suoi risparmi, anche 100.000 euro, e chi invece ha affidato somme alla società in più occasioni.
Sono già 12 le persone offese bellunesi della truffa dell'oro che si sono rivolte all'avvocato, una class action portata avanti dall'avvocato Stefano Bettiol di Belluno. C'è chi ha perso addirittura tutto quello che aveva, 100.000 euro. In totale 12 bellunesi residenti in tutta la provincia, dalla città a Cortina d'Auronzo Pieve, che vantano crediti di circa 400.000 euro. Ma sarebbe solo la punta dell'iceberg, perché ci sarebbero tanti altri bellunesi tra i 5.000 risparmiatori caduti nella rete della Global Group Consulting con sede a Parigi. Il gruppo Global da 2019 in avanti avrebbe raccolto, con presunte raccolte abusive del risparmio porta a porta, almeno 89 milioni di euro in tutta Italia. Ma molti risparmiatori ancora non credono di essere finiti in un raggiro e sperano di rivedere i loro soldi, tanto che alcune persone ci hanno messo settimane prima di decidere di procedere legalmente e molte non lo faranno mai. Quindi dicevamo 12 bellunesi, ma potrebbero essere molto di più, e sono 7 le persone indagate. Il capo è reperibile e dalle Dolomiti è partita una vera e propria class action per riavere indietro il denaro. Alcuni, come dicevamo, hanno addirittura investito tutti i loro risparmi, arrivando fino a 100.000 euro. Passiamo ora al Corriere delle Alpi, andiamo a leggere l'altro quotidiano, vediamo che cosa dice. Sulla prima pagina, la prima pagina, c'è una notizia che riguarda il turismo, la stagione invernale ad alta quota. Pasqua sugli sci, si legge, a Cortina e a Rabba, ma cominciano a chiudere gli alberghi. Ultimo fine settimana per Falcade e Civete, 6 aprile stop per Comelico e San Pellegrino, l'ANEF dice stagione positiva, e ne scrive Francesco Dalmas. La stagione dello sci continuerà, ma non per un mese ancora come era stato ventilato, si fermerà prima, anche perché tanti alberghi cominceranno a chiudere con il 30 marzo. E se negli ultimi anni il Faloria batteva ogni record di resistenza, tenendo aperto fino al 1 maggio, quest'anno lo scettro passerà al Col Gallina, che ha superato se stesso, aperto per primo in novembre e concluderà la stagione verso fine aprile. E il Faloria, diversamente dal passato, dovrà sospendere l'attività Pasquette in considerazione dei programmi di rigenerazione. Con la Pasqua d'aprile avanzato, la destagionalizzazione quest'inverno, anzi questa primavera, sembra facilitata, ma è solo apparenza. Sta di fatto, constata solo con un pizzico di amarezza, Mauro Vendruscolo, il numero uno dello sci della schiarea San Pellegrino, che alcuni alberghi a Falcade hanno cominciato già a chiudere proprio perché le festività pasquali sono troppo avanti. Da soli quindi gli operatori degli sci non possono farcela. Amarezza d'Auronzo, anche buono flusso, ma la scarsa neve ci induce a riflettere, un problema ormai che va avanti da tempo e che probabilmente peggiorerà con la situazione meteo e con i cambiamenti climatici che sono in corso. Sportello ascolto, cambiamo argomento. Scusate, ho aperto l'articolo del tutto. Sportello ascolto, si legge nel titolone, sempre più studenti chiedono il sostegno degli psicologi. Superato lo stigma per chi si rivolge agli specialisti, le presidi seguiamo anche numerose famiglie, e ne scrive Paola Dalanese. Proprio nei giorni scorsi leggevamo che purtroppo in provincia di Belluno abbiamo l'incidenza più alta per quanto riguarda malattie mentali come schizofrenia e depressione, e questo articolo è in linea con quanto leggevamo nei giorni scorsi. Ho bisogno di parlare con lo psicologo. Se fino a qualche tempo fa famiglie e studenti si vergognavano a chiedere il supporto di uno specialista per superare i malesseri interiori, ora la paura dello stigma è superata nella gran parte dei bellunesi. Chiedere aiuto quando si sta male è la prima cosa da fare per evitare problemi maggiori, e le possibilità oggi a disposizione sono tante, dal buono psicologo agli psicologi presenti nelle scuole, le cui attività sono state potenziate dopo il Covid e grazie ai fondi del PNRR. Il supporto ai mali dell'esistenza arriva già alle scuole medie. Nell'Istituto Comprensivo 2 Tina Merlin di Belluno il 13% degli studenti si rivolge in maniera molto spontanea allo sportello di ascolto su richiesta della famiglia. Lo spiega la dirigente scolastica Bruna Codogno. Anche alle superiori si investe molto sul supporto psicologico, aumentando questi servizi. All'Istituto Catullo, tra quelli con il maggior numero di iscritti e con un numero elevato di studenti certificati, la dirigente Violetta Nesin evidenzia come gli accessi agli sportelli di ascolto siano davvero molti. Sono parecchi i casi di ansia e disturbi alimentari, e non mancano purtroppo anche le violenze domestiche. Continuiamo.
Leggiamo un altro paio di articoli prima di chiudere. L'addio a Chiara, scusate, ma oggi sono un po' così. L'addio a Chiara Mammani, protagonista del ciclismo, è qui anche sul Corriere delle Alpi. Andiamo invece a leggere un articolo che riguarda Valbelluna, Borgo Valbelluna e nello specifico un nuovo look per il centro di Villa. Ecco quindi la notizia, ne scrive Dante Damin, il comune ha i fondi necessari per i marciapiedi e la pavimentazione, mentre SIB rifarà l'acquedotto e la fognatura. L'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna stanzierà 150.000 euro per la riqualificazione della piazza di Villa di Villa. Verranno in particolar modo rimessi a nuovo i marciapiedi e sistemate le caditoie, a cui si aggiungerà successivamente la ripavimentazione dell'area, con il fine di ricomporre visivamente la piazza, restituendole il giusto decoro una volta terminati gli interventi. Il cantiere di Villa verrà avviato in collaborazione con SIB, l'ex BIM GSP, che si occuperà invece della razionalizzazione delle reti idriche e fognarie comprese nell'area oggetto di intervento, soprattutto in direzione Tiago e Castello di Zomelle. Per quanto riguarda le tempistiche, spiega l'assessore ai lavori pubblici Simone Deola, siamo in attesa che SIB chiuda la sua parte di progettazione. L'obiettivo è far partire il cantiere nel periodo estivo non appena le scuole chiuderanno in concomitanza con la fine dell'anno scolastico. Quindi questo il progetto per il comune di Borgo Valbelluna. E con questa notizia andiamo anche a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti un buon giovedì, una buona giornata e a prestissimo. Grazie come sempre per l'ascolto.